Tra lettere, promesse, rassicurazioni, studi, monitoraggi e progetti, il centro storico di Agrigento è sempre più a rischio crolli ed in preda al degrado e all'abbandono. Il tempo trascorre inesorabile in attesa di interventi concreti. Si susseguono gli incontri, convegni su ciò che si potrebbe e dovrebbe fare, ma oggi ciò che salta agli occhi è l'evidente fatiscenza. Scendi nella zona a valle di Via Atenea e sembra quasi di ritrovarsi nella Baghdad bombardata, tra cumuli di rovine e calcinacci. Il deserto, se non fosse per gruppi di stranieri che vi abitano e qualche artigiano che qui è cresciuto e intende restare. Sali nella zona del Duomo ed anche qui si notano i segni del tempo. La cattedrale di San Gerlando è chiusa, lesionata e ferita in più parti. Le celebrazioni pasquali spostate in altre chiese. Oggi la messa crismale l'arcivescovo Francesco Montenegro l'ha officiata a Santa Croce, nella frazione di Villa Seta. E chissà quante altre ancora ne dovrà presiedere lontano da qui. Passeranno ancora mesi per ultimare gli studi e poi, forse, progetti, burocrazia e denaro permettendo, si interverrà nel costone per contenere la frana ed eliminare, si spera definitivamente, lo scivolamento a cui oggi è sottoposta la cattedrale. Un anno fa, era il giorno di Pasquetta, crollava lo storico palazzo monumentale lo Iacono Maraventano. Fortunatamente nessun ferito, ma numerose famiglie della zona di Santa Maria de' Greci e Salita San Vincenzo dovettero abbandonare le proprie abitazioni, nelle quali ancora oggi non hanno potuto fare ritorno. A distanza di mesi sono state rimosse le macerie, il palazzo lo Iacono Maraventano è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, ma si attendono le opere successive di riqualificazione. Quartieri antichi che, se ammodernati, potrebbero rappresentare davvero il futuro di Agrigento. Città come Siracusa, con Ortigia, Ragusa, con Ibla, hanno iniziato proprio da qui a parlare di sviluppo ed oggi, grazie proprio ai centri storici, registrano un incremento dell'interesse turistico e dunque commerciale. Ad Agrigento si discute, la politica spesso litiga, veleni su veleni, ma i tempi di azione sono molto lenti. Ci sono o no nella nuova finanziaria regionale i soldi per il centro storico di Agrigento? Punto interrogativo. Il deputato all'Ars del Movimento per le Autonomie, Roberto Di Mauro, rispondendo ad una lettera di sollecito del sindaco di Agrigento Marco Zambuto, ha annunciato: considerato che abbiamo a cuore il destino della nostra città, è stato inserito nella legge finanziaria un contributo al Comune di Agrigento per la conservazione dei valori ambientali, architettonici ed artistici del centro storico, nella misura di 3 milioni di euro. Saremo sempre vigili, ha affermato Di Mauro, e attenti per il bene della nostra comunità. Immediata la risposta del sindaco Zambuto, che ringrazia Di Mauro e gli manifesta la piena disponibilità a partecipare all'assemblea regionale e ad ogni incontro che riterrà più utile per illustrare il grave stato di degrado in cui versa il centro storico di Agrigento, dato che, come Di Mauro sa bene, continua il sindaco Zambuto, le provvidenze previste con le leggi regionali 70 del 1976 e 34 del 1985 non sono state utilizzate, diversamente da quanto hanno saputo fare a Ragusa per Ibla e a Siracusa per Ortigia.